Quarta corsa dall'Arcoveggio, una condizionata sul miglio che vede il ritiro di Vitamar. Sono 6 al via, 1 Vara, 2 Valerias, 3 Virtù Zac d'Asti, 5 Vaciglia, 6 Viperina Spin, in seconda linea 7 Rotocat. Favori per Valerias, nettissimi, numero 2 Andrea Farolfi in sediolo. In partenza Valerias impegnata da Virtù Zac e da Viperina Spin che insiste. Viperina Spin va su Virtù Zac d'Asti. Col sopraggiungere della curva cerca però di rientrare Valerias, ma Viperina Spin insiste, tende ad avvantaggiarsi, non riesce ancora però a sfilare. 200 iniziali per Viperina Spin, cui deve spendere a fondo per sopravanzare Valerias. Lo fa in 300 metri, 14,1 i primi 200, ma poi ci sono altri 100 metri molto sostenuti e il quarto iniziale se ne va in 28,5 con 14,4 di secondo parziale. Quindi subito gran partenza da parte di Viperina Spin dal 6, che riesce a superare Valerias, mentre all'esterno c'è la progressione graduale di Vaciglia. Dopo 600 metri Vaciglia avvicina i primi, in terza posizione c'è Virtù Zac, in quarta Rotocat che precede Vara. Intanto il giro di corsa in 1:1,8 con 33,3 di secondo quarto. Vaciglia ne ha approfittato su un rallentamento per progredire all'esterno. Alla corda si mantiene Valerias davanti a Virtù Zac d'Asti, poi Rotocat e Vara. Non cambia nulla al chilometro, completato in 1:17,9. Vaciglia gradualmente avvicina Viperina Spin, alla corda è sempre Valerias, poi Virtù Zac. Cavalli a 500 dalla conclusione, con Vaciglia che prova l'affondo su Viperina Spin a 400 dalla conclusione. Viperina Spin in vantaggio, Valerias che è in seconda posizione e aspetterà ovviamente l'open stretch. Vaciglia rimane all'esterno, Viperina Spin ancora in vantaggio, mentre Virtù Zac viene in terza ruota al completamento della curva, completamento della quale Viperina Spin tenta di andarsene da Valerias, Vaciglia e Virtù Zac d'Asti. Finale con Viperina Spin che vince facilmente, secondo posto per Valerias, mentre per il terzo ci sarà probabilmente fotografia. Andiamo a rivedere le fasi finali della gara con Viperina Spin che vince davvero facile e bissa così il successo ottenuto ieri a Padova. Vediamo il finale, numero 6 al primo per Viperina Spin e Tommaso Gambino. Il training è quello di Ettore Vairani. Secondo posto per la favorita Valerias, mentre per il terzo è probabilmente ancora Vaciglia che si salva dal contemporaneo attacco di Virtù Zac d'Asti e di Rotocat. Quindi vittoria a sorpresa per Viperina Spin che con gran partenza riesce a sfilare in 300 metri, poi allunga in arrivo e se ne va. Secondo posto per Valerias, al terzo dovrebbe essere Vaciglia.